Allora, dicevamo ricette mediche. Un piccolo passaggio: il 1° aprile pagheranno le pensioni a tutti gli altri, Sì. cioè quelli delle banche, eccetera. Anche lì è vero che chi ha il pagamento nelle banche in genere utilizza l'home bank e altre operazioni, sportelli, eccetera, però comunque c'è una preoccupazione da parte degli addetti che arrivino comunque allo sportello. L'invito che noi facciamo anche per quelli che hanno la pensione in banca è di non utilizzare gli sportelli, ma di andare al bancomat piuttosto che utilizzare altri meccanismi. È importantissima questa cosa. Ecco, ci tenevo a fare questo passaggio per il 1° aprile. Non facciamoci il pesce di aprile, mi raccomando, da questo punto di vista. Ecco, poi dicevamo delle ricette, anche qui per evitare di andare dal proprio medico, che sappiamo non si può andare dal non medico, si può andare lo dal si deve medico. chiamare, Allora, dovrebbe rispondere sempre. Non tutti hanno lo smartphone, non tutti hanno il computer per poter fare la ricetta dematerializzata, oppure attraverso l'app Sanità Chilometro Zero, che nel Veneto funziona anche bene. Cioè praticamente il medico manda direttamente la ricetta al farmacista, esatto, giusto? Esatto. Adesso cosa è che si può fare? Attraverso il telefonino si può chiedere il numero della ricetta, oppure attraverso l'SMS farsi mandare il numero della ricetta, e quindi con quello uno va in farmacia e prende i medicinali che sappiamo che gli anziani purtroppo ne hanno abbondantemente bisogno. Quindi non vanno dal medico e non fanno quell'affollamento in quelle salette, corridoi, o che sappiamo che purtroppo è così. Chiamano il medico telefonicamente e o attraverso l'SMS oppure anche facendosi dettare il numero della ricetta vanno dal medico. Ecco, questo è, come dire, anche dentro l'emergenza, però si incominciano anche a sperimentare cose, cose che possono essere utili anche per il domani. Insomma, ecco. Chi ha avuto la sventura che la carta d'identità sia scaduta o sospesa? Ecco, non c'è problema, perché fino al 31 agosto... Quindi chi ha in questo periodo, quindi oddio come faccio col documento scaduto? Tanto all'estero non ci può andare. No, all'estero comunque non ci può andare, e quindi fino al 31 agosto non si ponga problemi, che resta valido il documento. Poi i problemi saranno una tragedia, perché se già ci si mette 2 mesi per averla adesso, che la fanno, vabbè, immaginiamo dal 31 anche agosto. Lì dipende, insomma, dipende. Altra questione, la tessera sanitaria. Ecco, anche quella viene validata fino al giugno 2020, quindi quelle che erano in scadenza a marzo, quindi questo mese, comunque resteranno valide fino al 2020, quindi non preoccupatevi: scadenza della carta d'identità, scadenza della tessera sanitaria, che sono le cose che in genere le persone anziane hanno più necessità, non si preoccupino, che appunto hanno questa proroga in sostanza. Qui ti serve una mano, conosci anziani soli o persone che hanno bisogno della spesa delle medicine, ricordiamo ancora l'Auser, attivi su tutto il territorio, e i ragazzi dei giovani dell'Udu che contribuiscono a portare a casa o la spesa. Studenti universitari che danno una mano. Noi abbiamo questa grande organizzazione che è capillare, che è appunto l'Auser, che può dare, che fa servizio attraverso lo stacco, chiamato stacco, porta le persone anziane che non hanno familiari, eccetera, se hanno bisogno di essere trasportate per una visita all'ospedale o altre cose, visite specialistiche, li portano in giro. In questo momento la cosa è un po' sospesa, chiaramente, quindi salvo casi eccezionali, però possono portare la spesa a casa se qualche anziano non ha i familiari e quindi è solo, le persone che parlavamo prima in sostanza, queste possono essere aiutate o attraverso l'Auser oppure attraverso la protezione civile, che poi li conduce l'indirizza ai vari volontari che si sono resi disponibili. Altra cosa, ticket, anche qui ci sono le scadenze, ci sono le esenzioni dei ticket per le condizioni economiche. Allora, tutte quelle che non avevano più validità entro il 31 marzo scadevano, vengono rinnovate per un anno. Quindi saranno rinnovate fino al 2021. Ecco, anche lì le persone anziane, la questione è un po' complessa, lì non è così semplice, però vale la pena, quindi uno prima di mettersi in ansia, di informarsi, di chiamarci, di informarsi, perché appunto c'è questa proroga fino al 2021. Automaticamente?
attenzione automaticamente se sono in quelle condizioni lì. Certo, se c'è già l'esenzione ticket. Esatto, se sono ultra 65enne, certo. Se ho alcune condizioni, stiamo parlando per l'esenzione ticket per condizioni economiche. Certo. Ecco. Quindi perché le esenzioni sono di tanti, per varie ragioni. Insomma, ecco. C'è sempre un'altra cosa da analizzare perché sono per quanto riguarda l'invalidità, che poi è legato anche alla 104. Esatto, come voi sapete l'INPS sta lavorando come si dice, in remoto e quindi anche le commissioni per l'invalidità civile sono sospese. E questo è un problema. È un problema per noi, per tutti, perché non solo per il riconoscimento dell'invalidità civile, soprattutto per le persone anziane, certo. Ma c'è anche un problema che nel momento che viene a mancarmi il riconoscimento dell'invalidità civile non c'è neanche il riconoscimento della 104, quindi dei permessi per i familiari, per l'assistenza, eccetera, eccetera. Noi abbiamo proprio in questi giorni sollecitato il governo e l'INPS, attraverso quindi sia il Ministero che l'INPS, per riattivare le commissioni. Quindi troviamo una modalità, perché capisco che non è che la commissione può riunirsi, visitare, così, non è così semplice in questo momento, però trovare una modalità per riattivare almeno i casi più come dire, più eclatanti. Pensiamo ai casi oncologici, per dirne una, insomma, oppure quei casi di persone molto anziane che hanno una molteplicità di patologie. È chiaro che bisogna intervenire con una certa celerità. Ripeto, non c'è solo il problema dell'invalidità, del riconoscimento dell'invalidità, ma c'è anche il problema del riconoscimento della legge, dei permessi della legge 104. Ecco. Quindi queste sono, come vedete, noi abbiamo le sedi chiuse, ma siamo molto attivi, siamo ben presenti e ben consci dei problemi che hanno le persone e li stiamo trattando in tutti i modi possibili. Ci stiamo ingegnando, insomma, siamo in stretto rapporto con il Ministero e con l'INPS a tutti i livelli, quindi a livello regionale, a livello nazionale, non per far pressione, perché in questo momento far pressioni è una parola, ma in modo propositivo cercare di trovare le soluzioni per andare incontro ai nostri pensionati, alle persone anziane. Ecco segretario, c'è qualche cosa che secondo lei sarebbe importante che venisse fatto, attuato, eccetera, per quel che riguarda gli anziani pensionati e ancora non si è intervenuto? Cioè, mi spieghi un po' meglio dal punto perché di sono talmente tante le cose. Si è parlato c'è un problema. C'è un problema purtroppo pesantissimo che riguarda le case di riposo. Avevo appunto capito case di riposo e badanti, perché sono due capitoli un po'. Come dire, purtroppo è un dramma, un vero dramma. Noi abbiamo lanciato questo allarme ancora giorni fa, adesso per nostra fortuna è venuta all'attualità, che ha messo in luce una situazione drammatica. Ieri si parlava di 336 ospiti contaminati e 211 operatori qui nel Veneto, circa oltre 30 morti. Questi sono i dati dell'altro ieri. Quindi, tra l'altro non possono più ricevere visite. Non possono più ricevere visite, noi in alcuni territori ci siamo offerti di dare dei tablet perché così possono connettersi. Ecco, noi abbiamo contattato una serie di case di riposo per offrirci per dare questi tablet in uso per poter almeno sopperire a questa mancanza. Però ecco, io ci tengo a dire questa cosa che è importantissima, insomma, fa dispiacere sentire ma tanto sono vecchi, è una roba bruttissima, insomma, che una società affronti questo problema in questo modo, insomma, mentre invece noi abbiamo due cose che riguardano le case di riposo. La prima è la persona anziana. E poi chi ci lavora dentro. E poi chi ci lavora dentro, la tutela dei lavoratori all'interno che oggi drammaticamente sono senza... si parla tanto delle mascherine, ma guardate che il problema sono i grembiuli, il calzario, i guanti, cioè ci sono mille aspetti per tutelare gli addetti, che non sono solo gli operatori sanitari, ma anche chi fa le pulizie, le famose signore che vengono chiamate le signore delle pulizie, che
Anzi, come dire, sono quelle maggiormente esposte perché devono sanitarizzare e non vengono, almeno a pochi giorni fa, non avevano i dispositivi di protezione individuali. Ecco, quindi io ci tengo a sottolineare questa cosa, cioè che i prefetti dovrebbero prendere in mano la situazione per dirci qual è la situazione provincia per provincia, certo, perché oggi i sindaci non sanno quante case di riposo hanno sul loro territorio, che è una cosa drammatica. Quindi qual è la situazione, quante sono le case, quanti ospiti, quanti sono i contaminati. A questo punto sarà un argomento che affronteremo la prossima settimana magari. Perché... E poi il problema delle badanti. Assolutamente, oggi... non abbiamo più tempo, basta. Sì, velocissimissimo. Non è una situazione, non è una notizia ufficiale, ma sembra che ci sia un volo per la Moldavia, che dall'Italia, organizzato dalla Moldavia, che partono per tornare al proprio paese. Io penso che siano la maggior parte badanti. Sì. E allora a questo punto si apre anche una grande, vabbè, non importa, non andiamo a discutere di questo, a tempo non ne abbiamo più, grazie di essere stati qui con noi, grazie allo CGIL come sempre che supporta tutti quanti in queste problematiche cercando di dare soluzioni, gli uffici sono sempre aperti telefonicamente, quindi chiamate per qualsiasi necessità o urgenza, altrimenti scrivete a noi per suggerire degli argomenti, delle tematiche che secondo voi sono importanti. Buon proseguimento, ci vediamo domani.